Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Dopo una settimana durante la quale in casa Padova ha tenuto banco la vicenda legata alla sospensione della gara col Torino e al relativo recupero, gli uomini di Dal Canto scendono in campo allo stadio Pietro Barbetti per affrontare un Gubbio, penultimo in classifica e reduce da ben 5 KO consecutivi. È la 19ª giornata di Serie B-Win, Simoni ripropone il 5-3-2 con Boasfera e Bazzoffia preferiti a Raggio Garibaldi e Ciofani torna titolare Almici. Padova col 4-3-1-2, Pellizzoli al rientro tra i pali, Donati sostituisce l'infortunato Legati, italiano e preferito a Milanetto, Cutolo va in panchina. Prima occasione del match per il Padova, Donnarumma strepitoso all'11° sulla punizione di Marcolini. Poi ancora il Padova con la botta di Italiano, Donnarumma, il portiere scuola Milan, nato a Castellammare di Stabia, respinge la conclusione del capitano. Si fa vedere il Gubbio con Graffiedi, salta il diretto marcatore di sinistro, sfiora il palo, aveva saltato Schiavi, occasione per Graffiedi per il Gubbio. Ma è ancora Padova, vedete sulla sinistra Renzetti che va al cross, Ruopolo a botta sicura di testa e ancora un miracolo di Donnarumma, assoluto protagonista in questo inizio di gara. Ancora Padova che pigia il piede sull'acceleratore, Caccia a tu per tu col portiere, Donnarumma incredibile, para ancora. Porta stregata del Gubbio, ma merito soprattutto del proprio portiere. Nella circostanza si fa male Caracciolo che deve uscire per infortunio, entra Bartolucci. Il corner dalla destra di Marcolini, Caccia di testa, Donnarumma stavolta è saltato, ma a salvare sulla linea ci pensa il capitano del Gubbio, Sandreani. E allora il Gubbio sale in cattedra nel finale di tempo, suona la carica Mario Rui, tiro che sibila alla sinistra del palo e poi Boasfer ruba palla, Buchel sul tiro del fuorigioco per Graffiedi, a tu per tu col portiere, gol! Graffiedi, l'ex della Triestina, terzo centro stagionale, 1-0 per il Gubbio che conclude in avanti questa prima frazione di gioco con Almici, la sua conclusione impegna Pellizzoli. Si va al riposo, all'intervallo non ci sono cambi, si gioca sotto una pioggia sempre più fitta, sempre più battente. Bisogna aspettare il 17° della ripresa per questa emozione, ma che emozione! Graffiedi alla Del Piero, traversa con Pellizzoli già battuto. Si dispera Simoni, si dispera la panchina del Gubbio. Ancora padroni di casa con sugli sviluppi di un corner Sandreani, la stoccata, para facile Pellizzoli. Il Padova prova a scuotersi, c'è un cross di Donati, la deviazione involontaria di Almici e qua Donnarumma, guardate ancora il miracolo del portiere giovane scuola Milan, ruba palla Buchel, se ne va in contropiede, possibilità per raddoppiare per Graffiedi, limite dell'area, tiro troppo centrale, Pellizzoli dice di no, entra Raggio Garibaldi per Buchel con il Gubbio che ha un'altra possibilità, Boasfer per Bazzoffia, la girata, termina di poco alto il pallone e allora si affida a Lazarevic per Cutolo, il Padova, tiro alto di poco dal canto, si dispera in panchina nel finale, prova a scuotere il Padova, il capitano italiano prende la mira, tiro da fuori di poco a lato e proprio al 90° la punizione ancora del capitano del Padova, ma Donnarumma è insuperabile quest'oggi. Colpaccio del Gubbio in chiave salvezza che torna alla vittoria contro il Padova, decide Graffiedi.